Approvato dall'Aula quasi all'unanimità con il solo voto contrario di Furio Honsel di Open FVG, il disegno di legge numero 28 per lo sviluppo, la promozione e il primo supporto finanziario al settore nautico regionale. Il relatore di maggioranza Michele Lobianco ne illustra alcuni contenuti. Tutta una serie di misure di sostegno a chi vuole sostituire i motori, quelli termici con quelli elettrici, a idrogeno, a metanolo, o a chi deve risistemare la barca con il refitting, ai comuni che devono demolire delle imbarcazioni abbandonate o ai porti o marine nautiche che vogliono innovare le tecnologie in modo ecosostenibile, e di fatto stabilisce poi un tavolo permanente con tutte le realtà ovviamente rappresentative della nautica per dare risposte a tutte le esigenze poi tecniche e fattive. Elemento poi importante la formazione, perché abbiamo tanto bisogno di maestranze. In fase di dichiarazione di voto gran parte dei consiglieri sia dell'opposizione che della maggioranza hanno rimarcato l'elemento innovativo rappresentato dalla legge, via libera dall'Aula a 2 emendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico. Abbiamo trovato la norma positiva sotto diversi aspetti, c'era ovviamente per il sostegno alla nautica, c'era il turismo e c'era l'artigianato. Noi ritenevamo che mancasse la parte industriale e manifatturiera, abbiamo proposto un emendamento in questo senso, l'emendamento è stato accolto dalla Giunta regionale e questo per noi è un elemento fondamentale in chiave di sviluppo di tutto il settore nautico che deve comprendere la parte produttiva. Siamo particolarmente orgogliosi, ha dichiarato l'assessore Sergio Midiobini, che il Consiglio regionale abbia accolto l'importanza di questo provvedimento, la prima legge organica in Italia dedicata alla nautica. È in assoluto la prima regione in Italia ad adottare una legge così importante e così preziosa che dà sostegno al mondo variegato e poliedrico della nautica.